cosa troveremo oggi dentro la bombetta. Allora, guardatemi subito, metto la mano dentro. Oh, un uovo! Ma uovo o non uovo? Uovo o non uovo? Beh, oggi sì, utilizziamo l'uovo per fare una ricetta a cui sono legatissimo perché me l'ha insegnata mia nonna quando ero piccolo. L'uovo dei carbonari. Non lo conoscete? Beh, allora seguite la ricetta con me. Per iniziare questa bellissima ricetta, la prima cosa è prendere il nostro protagonista di oggi, ovvero apriamo lo scrigno, guardate che bella sorpresa, delle uova allevate a terra, quindi parliamo di qualità, buonissima, e adesso partiamo. Prima cosa da fare, primo consiglio, facciamo le uova sode. Sapete preparare le uova sode? Allora è una cosa molto semplice. Io ho già messo a bollire l'acqua, acqua in ebollizione. Prendo le mie uova, mi raccomando, il primo segreto principale è non utilizzare uova fredde da frigo, altrimenti tra il caldo e il freddo scoppia tutto. Uova a temperatura ambiente immerse in acqua bollente e salata per circa 7-9 minuti. Quindi lentamente le faccio cadere giù, ne faccio 3 in questo caso. Ora partiamo con la parte esterna, ma sapete perché si chiama uovo dei carbonari? Mia nonna mi raccontava che una volta quando andavano a lavorare e avevano bisogno di sostanza, la carne che avanzava in frigo e l'uovo della gallina appena venuto fuori, quindi meraviglioso, caldo, buono, veniva unito tutto, carne fuori, uovo dentro ed era un piatto sostanzioso per chi tornava a casa da lavoro. Quindi adesso noi prendiamo il nostro macinato di vitello, prendiamo della pancetta tritata, prendiamo del pecorino, del curry, del prezzemolo e della noce moscata. Uniamo tutto e avvolgiamo il nostro uovo in questo bellissimo scrigno di carne. Me ne mangio uno, tanto la telecamera è spenta, giusto? Ci mettiamo un po' di sale. No, il 2. No, dai, no, sul serio, Silvia, sul serio. E ormai ne butto su un altro. Sì, allora, le uova erano 3, però una me ne è caduta, quindi non ho potuto un attimo... 2 uova. Allora, guardate cosa ho fatto io. Mi raccomando, carta trasparente, va benissimo anche la classica carta da forno, quella che avete in casa. La stendo sul mio tavolo. Prendo il macinato precedentemente lavorato, vado ad appiattirlo. Quindi anche qua lo spessore deve essere anche abbastanza fine, non deve essere un uovo gigante, deve essere un uovo giusto. Vado a schiacciare bene, mi aiuto sempre con le mani e a un certo punto faccio questo. Prendo il mio uovo, vado a metterlo al centro e con la pellicola mi aiuto e vado ad arrotolarlo. Quindi guardate adesso cosa succede. E quando arrivo a questo punto mi aiuto con le mani e vado ad avvolgere completamente il mio uovo in uno scrigno di carne. Quindi diventa un bellissimo secondo piatto tipico dei carbonari. Mia nonna sarebbe felicissima, ragazzi, perché sta venendo quasi come il suo. Una volta fatto questo, farina, uovo, pangrattato e si va a friggere. Croccante, morbido della carne, sorpresa con l'uovo al centro. Wow, qualcosa di buonissimo. Le nostre uova sono pronte, guardate che spettacolone, sono qualcosa di meraviglioso. Ma io che amo la carne, mi piace un sacco, per renderlo ancora più strong, più saporito, vado a tostare in padella la mia pancetta, la parte croccante del piatto un po' grassa, ottimo per l'inverno, soprattutto per le feste di Natale, Quindi andiamo a tostare la pancetta. Ok, polpette pronte, pancetta pronta, non ci resta che impiattare. Io scelgo un piatto nero perché voglio anche il contrasto, qualcosa in più. Quindi metto il mio piatto nero, guardate che spettacolo. Prendo il mio uovo, vado a tagliarlo, in questo caso mi tolgo via un po' la parte sotto, in modo che mi rimanga poi nel piatto stabile, e poi vado a tagliarlo a metà. Prendo, guardate qua, metto il mio uovo sopra, facciamo tutti e due, così almeno ce lo vediamo un po'. Taglio la parte, taglio in mezzo. Oh, ragazzi, è qualcosa di spettacolare, ma non è finita qua. Ora prendo la pancetta che ho rosolato prima, quindi croccante, la parte un po' grassetta, quella buona, mamma mia ragazzi, meraviglioso. La metto sopra e guardate adesso, per completare il tutto, vado a mettere una spezia. Non so se voi conoscete il coriandolo.
È un po' simile al prezzemolo. Questa azienda meravigliosa che è Fresco Aroma ci ha dato queste piante che sono veramente incantevoli, non le solite piante banali. Il coriandolo ha un profumo veramente buono. Se lo schiacciate tra le mani, sentite quell'abbinamento che è perfetto col nostro uovo. Quindi noi prendiamo il coriandolo e ce lo mettiamo sopra a fogliettine eleganti, perché mangiati insieme ci pulisce la bocca, qualcosa veramente di unico. Beh, cosa dire ragazzi? Guardate qua, io adesso me ne assaggio uno. Questo è il nostro piattino finito, guardate che meraviglia. Uova esterne con della carne meravigliosa, uovo al centro, l'uovo dei carbonari. Quindi nonna, grazie veramente per la ricetta, io adesso me ne assaggio un boccone, quindi... Ragazzi, spettacolare. Mi raccomando, vi aspetto nella prossima ricetta e provatela a casa perché è buonissima, buonissima, buonissima. State con noi!